libera di 3 avversari, ancora il numero 23 molto veloce, palla scarica verso Pascucci e trova il gol del 2-0 al 7° minuto di gioco del secondo tempo, il numero 7, 2-0. Coluccini si fa strappare il pallone, recupera Rusic che poi apre verso Dominici con Volpi in mezzo all'area di rigore, il numero 23 può pensare addirittura al tiro, lo effettua e trova il gol del 3-0, il primo della serata del numero 23 al 13° minuto di gioco del secondo tempo, 3-0. Bene verso Coluccini, passaggio alto, a cercare Leonardi, riparte velocissimo il Cottini con Dominici che serve Volpi a tu per tu col portiere e trova il gol del 4-0, il Cottini Stebano Gomme con Volpi al 15° minuto di gioco del secondo tempo. Va il numero 23 molto veloce, la può dare a Volpi ma passa il 23 che firma la doppietta personale. Dominici al 19° di gioco del secondo tempo firma anche il 4-0 per il Cottini, il 5-0 per il Cottini Stebano Gomme.